Berlusconi è morto all'ospedale San Raffaele di Milano a causa della leucemia che non gli ha lasciato scampo. Aveva 86 anni e mercoledì prossimo, in occasione dei suoi funerali, per l'Italia sarà lutto nazionale. È stato per 30 anni il leader indiscusso dei moderati, il leader carismatico, capace di spostare il consenso con la sua presenza in campagna elettorale. Silvio Berlusconi per la Sicilia ha rappresentato il cambiamento, dalla discesa in campo del 1994 al 61-0 delle politiche del 2001 e poi successi in tutte le competizioni dove Forza Italia presentava i suoi candidati. Fino al 2011 è stato leader indiscusso della politica italiana. L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. La Sicilia era letteralmente un granaio di voti per gli azzurri e i siciliani amarono Berlusconi politico e imprenditore che regalava all'isola una visione di futuro, di un nuovo miracolo italiano, dal 1.000.000 dei posti di lavoro al ponte sullo stretto. Care amiche, cari amici, oggi vi parlo del ponte sullo stretto di Messina, una grande opera che è indispensabile per rendere più unito e più moderno il nostro paese. Il primo bagno di folla alla Fiera del Mediterraneo a Palermo era il 20 marzo del 1994. Al suo fianco i fedelissimi di Publitalia 80 Marcello Dell'Utile e Gianfranco Micciche. La Sicilia alle elezioni politiche di 6 giorni dopo tributò un plebiscito per il Partito del Cavaliere. 21% il dato nazionale, 34% quello siciliano. Nel 1996 arriverà al suo fianco anche Renato Schifani. Presidente Berlusconi, chi vincerà le elezioni in Sicilia? Sicuramente noi. Storica la vittoria del centrodestra alle politiche del 2001, quando si votava con il Mattarellum. I 61 collegi uninominali, 41 alla Camera e 20 al Senato, furono vinti dalla coalizione guidata proprio da Silvio Berlusconi. A Catania, nell'epopea berlusconiana, il sindaco per 2 volte fu il professor Umberto Scapagnini, di origine napoletana e medico personale di Silvio Berlusconi. Per lui arrivò al porto la nave delle libertà con tanto di investitura formale. Negli ultimi anni, dopo l'esperienza nel partito unico del PDL, Forza Italia aveva perso il consenso, diviso in fazioni guidate da personaggi politici che ne avrebbero voluto ereditare la guida. Tra tutti il siciliano Angelino Alfano, che Berlusconi però non ha mai riconosciuto come il suo delfino, e poi le lotte intestine proseguite ad ogni elezione nazionale. Alle ultime politiche più di un malumore per la candidatura a Marsala della sua compagna Marta Fascina. Pochi mesi fa proprio Berlusconi, su pressione di Renato Schifani, nominò il nuovo commissario di Forza Italia in Sicilia Marcello Caruso al posto del suo tanto amato Gianfranco Micciche. Ma la storia di Berlusconi in Sicilia sarà ricordata anche per le vicende giudiziarie, come la condanna del suo ex braccio destro Marcello Dell'Utri, a cui è intrecciata la vicenda di Vittorio Mangano, boss della mafia, conosciuto come lo stalliere di Arcore, o quella del senatore Antonio Alì, considerato vicino al mandamento di Trapani. L'ultima visita a Palermo nel 2019 è stata infatti nell'aula bunker del Lucialdone, dove si avvalse della facoltà di non rispondere, chiamato a deporre nel processo trattativa Stato-mafia dopo la citazione da parte della difesa di Marcello Dell'Utri. Non potevamo non cominciare così. Buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Abbiamo ricordato Silvio Berlusconi, 4 volte Presidente del Consiglio, fondatore prima di Fininvest e poi di Mediaset. Avete sentito anche quanto ha avuto successo in Sicilia, protagonista di bagni di folla e di vittorie elettorali, e anche da ultimo ha detto: il ponte è frutto dei miei governi. Sarà frutto, naturalmente. I funerali di Stato di Berlusconi saranno domani alle 15 in Duomo a Milano, con la partecipazione del Presidente Mattarella. Grande popolarità, dicevamo, in Sicilia. Sentiamo le prime impressioni dopo la sua morte dei catanesi. Al di là di ogni schieramento politico, indubbiamente Silvio Berlusconi è stato il presidente del popolo, era amato, era odiato e anche la sua morte divide l'opinione pubblica. Abbiamo sentito cittadini sia catanesi che stranieri sicuramente addolorati da questa scomparsa. Molti di loro però hanno ribadito come Berlusconi in vita fosse stato un grande uomo e soprattutto un grande imprenditore. Mi dispiace, perché comunque ha fatto la storia dell'Italia, quindi sono veramente dispiaciuto. Un grande uomo, sicuramente, a prescindere da quello che può essere stato giudicato in termini di suo operato, sicuramente un grande imprenditore che ha dato tanto all'Italia. Mi spiace molto, per carità, sicuramente. L'ho saputo proprio al telefono 2 minuti fa, perché sono tornata adesso e non ne sapevo nulla. Io non lo conosco bene, non ho mai seguito le sue cose, so solo che in Italia era una persona grande. Quando dico grande, una persona, diciamo, potente. È l'unica cosa che sapevo su Silvio.
Today is dead. Yes, I know. Sì, lo so. Non penso fosse una persona così brava e non sono sicura che lo piangeranno così tanto. But he was a great man or no? No. No, non per le donne. Su Silvio Berlusconi, che ricordo avete? Presidente del Milan. Non avrei fatto funerali di Stato. Niente funerale di Stato, ma come mai? I funerali di Stato vanno fatti a chi va a salvare le persone che muoiono in guerra. Questa morte ha un po' colpito il sentimento popolare, no? Sì, credo di sì. Diciamo, ha fatto anche del bene come ha potuto fare del male. Mi dispiace che è morto. A me mi piaceva veramente. Recentemente si era appunto rimesso in gioco, purtroppo è una perdita molto grande sia per noi italiani ma secondo me anche a livello internazionale. Ma non ci credevo veramente. Ho chiesto poco fa anche quando dal ristorante per mangiare, ho chiesto se si dice vero. Pensava fosse una fake news. Esattamente, sì, questo qua. Va bene. Tanto oggi ci siamo qua e domani no. È la vita. E adesso una storia di cronaca a Catania, un passante ha placcato un bandito armato e così è stata sventata una rapina in Viale Mario Rapisardi, è stato recuperato il bottino, vi proponiamo le immagini di quei concitati momenti. Certo, quel ragazzo che lo teneva, quello là che era di fuori. Stanno arrivando tutti, troppo duri. Queste sono le immagini della rapina sventata in Viale Mario Rapisardi ieri a Catania. Allora Angelo, vediamo un po' le pagine siciliane dei nostri quotidiani. Allora, buongiorno ancora di nuovo Michele, però c'è da dire che non c'è differenza oggi tra le pagine siciliane e le pagine nazionali. Stiamo vedendo la Sicilia, oggi i titoli sono praticamente solo per la morte di Berlusconi. La Sicilia titola l'Arci italiano, la TV, la politica, i processi, lo sport. Con Silvio Berlusconi se ne va un uomo che ha cambiato il paese come poche. Poi c'è un editoriale a firma del direttore Antonello Piranio, la fine di un'epoca. Questo è l'approfondimento del direttore della Sicilia. Ma ci sono altre curiosità, ad esempio l'ultima intervista che è stata concessa proprio alla Sicilia, mi consenta, il ponte è un mio impegno, Schifani, di alto profilo. Fu un'intervista a Mario Barresi concessa al giornale Sicilia qualche giorno fa. E poi si parla di futuro di Forza Italia, Miccichè, è morto un papa se ne fa un altro, morto Silvio, invece no, questo è quello che dice Miccichè. Poi anche il ricordo di Pippo Baudo, le sue televisioni hanno costretto la RAI a cambiare pelle. Questo per quanto riguarda l'addio, il saluto a Silvio Berlusconi. Sulla prima pagina della Sicilia ci sono poi anche altre notizie, ad esempio ieri si sono chiusi i ballottaggi, sono stati i risultati nelle 4 città dove si votava. Siracusa sceglie Italia bis, ad Aciriare ritorna a Barbagallo, e poi la morte di Elena nel Catanese, ricorderete certamente la vicenda della bimba uccisa dalla mamma, che finse al tempo un anno fa il sequestro, impassibile davanti ai giudici la mamma. E poi il comandante dei carabinieri, le mafie cambiano pelle, ora tendono a integrarsi. Questa è la prima pagina della Sicilia. Possiamo andare a vedere anche la prima del quotidiano diciamo Repubblica, edizione di Palermo, che ha come vedete questa foto con Berlusconi che gusta un gelato, il Cavaliere e la Sicilia, parabole di successi e di ombre. Ma ci sono anche i ballottaggi. Aciriale vince Barbagallo ma è il rischio sospensione, ballottaggi alle amministrative, consegnano Siracusa a Francesco Italia, si apre la resa dei conti nel centrodestra, Schifani rinvia la giunta per la morte di
Berlusconi. Questo velocemente per quanto riguarda la Repubblica Palermo. Siamo anche sul Giornale di Sicilia e vediamo il titolo, ecco la foto con... proviamo a vederla tutta. Silvio Berlusconi, finisce un'era, questo è il titolo. Lutto nazionale, funerali di Stati da domani al Duomo di Milano. Questo è il titolo scelto anche dal Giornale di Sicilia. L'uomo che cambiò, l'uomo scomodo che cambiò l'Italia. E poi l'intervista a Schifani, al presidente della regione: sapeva ascoltare, per me un secondo padre. Miccichè dice: il partito è finito, i moderati restano. Questo invece lo dice il commissario di Forza Italia. Le reazioni, ce n'è una riguarda Putin, un vero amico, il Papa, tempra energetica. E poi le inchieste, toghe rosse, scontro infinito, una sola condanna. Come possiamo vedere sulla prima pagina del Giornale di Sicilia c'è soltanto una notizia: Berlusconi è morto, finisce un'era, scrive la Gazzetta del Sud. Il cordoglio del mondo politico, lascia un impero da 6 miliardi tra immobili, TV e finanza. Aveva 86 anni, imprenditore, e la 94, figura di spicco del paese. Domani lutto nazionale in Italia. Poi il Cavaliere, specchio esemplare della Seconda Repubblica, il tema che viene affrontato anche sui quotidiani nazionali. Queste le prime pagine, poi qualche approfondimento. Torniamo ad esempio alla Repubblica, chiedo scusa, alla Sicilia, con il Cavaliere. La Sicilia è il sogno del ponte, mi consenta, l'impegno continua, l'opera sullo stretto è frutto dei miei governi. Schifani alto profilo, apertura Lombarda e Cuffaro, e no comment su Baiardo e sul derby siciliano in Forza Italia. Questa l'ultima intervista rilasciata al quotidiano catanese. Poi Putin, sempre sulla Sicilia: salute e piange l'amico Silvio, trasmetteva vitalità e ottimismo. Si legge sulle pagine interne della Sicilia, che poi in cronaca, come vedi, torna su una delle notizie che abbiamo visto sulla prima pagina. La prima volta in aula per la mamma che uccise la figlia, in corte d'assise il processo a Martina Patti, che inscenò sequestro impassibile durante l'udienza. Questo il resoconto. E ancora il femminicidio di qualche giorno addietro, un bicchiere di liquore aspettando la polizia. Si terrà stamattina alle 11 l'udienza di convalida del fermo di Piero Nasca, il disoccupato che sabato scorso alla zona industriale ha travolto con l'auto la moglie e l'amica, uccidendo quest'ultima. Le ho colpite 2 volte, ha confessato alla PM. Questo il titolo scelto dalla Sicilia. E restiamo sulla Sicilia. Abbiamo visto prima le immagini: passante, placca bandito armato in viale Mario Rapisardi, grazie a un giovane eroe ha arrestato un rapinatore e recuperato il bottino. 2 incappucciati avevano messo a segno un colpo in un compro oro, i poliziotti indagano per intracciare il complice. E sempre dalla prima pagina c'è un richiamo a Berlusconi: io questa città la porto sempre nel cuore, dall'amicizia a tutto tondo con Scapagnini ai bagni di folla ad ogni comizio. Questo per quanto riguarda la Sicilia. E restiamo su Berlusconi, lo facciamo con l'edizione di Palermo di Repubblica. Berlusconi e la Sicilia, una parabola di 30 anni, ma l'ex granaio forzista ora teme la diaspora. La morte del leader apre scenari nuovi nel partito locale, diviso tra coloro che strizzano l'occhio alla Meloni e moderati di fede democristiana. Questa è l'analisi fatta dal giornale, dal quotidiano La Repubblica, ovviamente edito a Palermo, quindi risvolti siciliani. C'è ancora qualche cosa da leggere sempre su Repubblica: i misteri e silenzi del Cavaliere, su Dell'Utri e i rapporti con i boss, non ha mai risposto ai giudici. L'incontro del 74 con il padrino Bontate che portò ad Arcore lo stalliere Mangano. Questo scrive Repubblica. E poi ancora abbiamo qualche momento sicuramente per approfondire altri temi sulle pagine interne. Ad esempio siamo sulle altre notizie che riguardano sempre vicende siciliane. Il tema del voto: a Ciriale vince Barbagallo ma la poltrona già vacilla, perché il candidato di Forza Italia, al centro di guai giudiziari e contatti con la mafia, supera il rivale di 500 voti. Tocca adesso al prefetto decidere se sospenderlo per la legge Severino. Stiamo
valutando attentamente. Questa è la situazione. I festeggiamenti per il nuovo primo cittadino potrebbero durare solo qualche giorno, il tempo della proclamazione. Staremo a vedere che cosa succederà. Sarebbe chiaramente, avrebbe dell'incredibile il ritorno al voto per Acireale. Poi andiamo a Siracusa, Italia sindaco proprio a Siracusa, nel centrodestra sarà resa dei conti, i risultati dei ballottaggi, una sola vittoria per il centro-sinistra, la morte di Berlusconi fa slittare la giunta annunciata da Schifani. Stiamo parlando ovviamente sempre del quotidiano Repubblica. Adesso invece andiamo a vedere le pagine interne della Gazzetta del Sud, con in Sicilia ovazione e bagni di folla, storico 61-0 alle politiche del 2001, le tappe del Cavaliere a Palermo, le inchieste giudiziarie archiviate e l'ultima apparizione lo scorso 22 aprile in un video messaggio. Questo è quello che scrive la Gazzetta del Sud, che poi ha anche altri approfondimenti. Uno di questi riguarda invece un'altra evidentemente vicenda. Basta con il grano all'estero, rivolta dei produttori siciliani sotto i riflettori, sicurezza alimentare e concorrenza sleale, manifestazione della Coldiretti a Pozzallo, dove ieri è approdata l'ennesima nave che trasporta un carico proveniente dalla Bulgaria. E poi c'è stata una truffa all'Unione Europea, confiscati i beni ad un imprenditore di Capizzi, falsi contratti di affitto relativi a fondi rustici. La vicenda di cronaca di cui abbiamo parlato a Catania, donna travolta con auto, l'assassino davanti alla Jeep, l'uomo ha investito anche la moglie, ferita e ricoverata in ospedale, mentre ha ucciso l'amica proprio della moglie. Questa è la cronaca, ma c'è la politica anche sul giornale, sulla Gazzetta del Sud. Il sorpasso, scrive, di Francesco Italia, riconfermato sindaco uscente, 55,39%, sconfitto Ferdinando Messina del centrodestra, a ballottaggio gli elettori scelgono la continuità amministrativa, hanno bocciato il candidato che era in vantaggio. Questa, bene, ci fermiamo diciamo, la rassegna provvisoriamente per le pagine siciliane dei quotidiani, tra poco quelle nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza e Angelo Gagliano. Allora, diamo un'occhiata ai quotidiani nazionali, un'occhiata per modo di dire. Eh sì, perché vedremo e avremo modo di appurare come oggi ci sia un solo titolo, monotitolo su tutti i quotidiani. 1936-2023, la scomparsa del leader, scrive il Corriere della Sera, l'Italia senza Berlusconi, si è spenta a San Raffaele, il dolore dei familiari, domani lutto nazionale, funerali in Duomo a Milano, le reazioni di tutto il mondo. Mattarella ha segnato la storia della Repubblica. E poi ci sono tanti approfondimenti, uno di questi a proposito di quelle che sono state le caratteristiche di Berlusconi, l'inventore del bipolarismo. A lui si deve praticamente il fatto che in Italia si sia andato per un certo periodo verso insomma, o la destra o la sinistra, mentre nell'ultimo periodo si ritorna alla proporzionale. Poi ci sono i ricordi di Cairo, quando lo incontrò, 24 anni, la società e i figli, l'impero che resta. Evidentemente adesso ci sarà, vedi, questa foto con accanto quelli che sono stati alcuni dei passi della sua storia, non solo politica ma da imprenditore. Poi siamo su Repubblica, anche qui si insiste, il titolo di Repubblica, il primo populista, scrive il quotidiano della Repubblica. Silvio Berlusconi, 4 volte premier, si è spento ieri mattina al San Raffaele, 86 anni, era malato da tempo di leucemia cronica. Domani funerale di Stato al Duomo di Milano. Mattarella ha segnato la storia della nostra Repubblica. Putin, perdo un vero amico. Forza Italia scricchiola, Mediaset verso la vendita, a rischio l'eredità del Cavaliere, scrive il quotidiano La Repubblica. E poi l'editoriale di Maurizio Molinari, il laboratorio della sfida alle istituzioni, e poi c'è il commento di Ezio Mauro che dice l'elogatra pioniere dell'antipolitica. Ma poi sono le posizioni, ad esempio Renzi, non sono io il Royal Baby, occhio a Meloni, dice. Significativa questa frase di Renzi. Siccome un'auto proclamazione o candidatura, diciamo così. Poi ok,
Pichetto, rifiutai un patto segreto sulle televisioni e mentre la Pascala, la sua ex compagna, con lui oggi muore la mia vecchia vita. Questo sulla prima pagina di Repubblica, mentre La Stampa ha un titolo diverso. Ciao Cavaliere, scrive sulla prima il quotidiano di Torino, e poi ancora autobiografia di una nazione, come volere praticamente fare diventare il simbolo dell'Italia proprio in Berlusconi. E poi una serie di approfondimenti, l'uomo dal sorriso in tasca, trasmesso a reti unificate, perché ieri ci sono state una serie di approfondimenti evidentemente per esattamente, e poi la parabola dell'ateo devoto che credeva solo nel suo io, un'altra riflessione, quella che si legge sulla prima pagina della Stampa. Ma anche un quotidiano come il Sole 24 Ore, che si occupa di fatti prevalentemente economici, stamattina ha un'apertura proprio dedicata a Berlusconi. Addio a Silvio Berlusconi, TV, politica, giustizia, 40 anni da protagonista e ancora un impero alla prova della successione, perché si parlerà certamente a lungo di quello che è la sua eredità, un patrimonio da 6,4 miliardi, 5 figli, si va verso un equilibrio paritario. Fininvest, proseguiremo nell'assoluta continuità, il titolo sale del 5,86%, domani lutto nazionale, funerale di Stato, il Duomo di Milano. Poi sono riflessioni che riguardano anche Forza Italia, futuro incerto, la partita cruciale per Meloni, ma anche qui viene riportato il pensiero del Presidente della Repubblica, Mattarella, grande leader, ha segnato la Repubblica, mentre invece c'è anche la riflessione del Vaticano, il Papa, energico protagonista della vita politica. Questo per alcune riflessioni proprio sulla figura di Berlusconi. E poi ci sono buone notizie, almeno all'orizzonte, stiamo parlando però di altro. Apre la strada al maxi aumento per i bancari, il contratto dovrebbe essere rinnovato, 435 euro in più per quanto riguarda i bancari. Ma torniamo allora agli altri quotidiani. Il Giornale, eccolo qui, il titolo che riserva, quotidiano vicinissimo evidentemente a Berlusconi, l'ultimo cavaliere, questo è il titolo scelto dal quotidiano Il Giornale. E poi una serie di riflessioni a proposito della politica. Ha creato un euro destra e ridato voce alla libertà, il fuoriclasse delle urne con 240 milioni di voti, un grande fra i grandi e il mondo ora lo piange. Sono alcune riflessioni. E poi gli anticavalieri, odiatori di professioni, sciacalli fino all'ultimo, scrive il quotidiano. L'avventura di Mediaset, la sua TV giovane e nuova come il sogno americano, con lui il Milan in paradiso, il nostro calcio nel futuro, perché ricordiamo che Berlusconi ha rappresentato anche una nuova era nel calcio italiano e non solo, anche europeo. Con lui il Milan ha vinto tantissimo, 5 le coppe campioni, le Champions vinte dal Milan. Qui il titolo di Libero: morto Silvio, non se ne fa un altro. Questo scrive il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti. Ma leggiamo la sua eredità. Ma la sinistra non si illuda, non è finito qui, il ricordo poi di Feltri, io, Berlusconi e la nostra storia con Montanelli. Ci sono tantissime riflessioni, tantissimi ricordi. E poi il paese che amò non sempre l'ha ricambiato, il leader nel mondo, il progetto berlusconizzare il pianeta e ancora le sue vicende giudiziarie, 34 processi, ma con le toghe ha vinto lui, ha usato l'odio dei suoi nemici contro di loro, scrive ancora il quotidiano Libero, che poi ha anche tantissimi approfondimenti nelle pagine interne. Ha vinto lui, lo scrive la Verità. Berlusconi è morto ieri mattina a 86 anni, più forte delle persecuzioni giudiziarie, dalle trame quirinalizie, dai pettegolezzi e dagli alleati infidi. Ha segnato un'epoca realizzando tutti i suoi sogni e cambiamenti che dureranno, a differenza dei nemici che continuano a spargere
odio. E ancora TV, calcio e politica, la parabola di un uomo straordinario, l'incredibile abilità di mettere le persone al centro. E ancora il partito sotto shock, aspetta il suo testamento. Nell'eredità miliardaria la partita Mediaset Vivendi, sono le due anime evidentemente che continuano a diciamo, vivere dentro questo impero mediatico proprio di Berlusconi. Ma ci sono altri giornali, leggiamo ad esempio il Fatto Quotidiano, Silvio Berlusconi, poi scrive La Repubblica del storico banale. avversario, quindi. Sì, anche ieri c'è stato, insomma, sono state polemiche su alcuni titoli. Il fondatore di Fininvest e Forza Italia, capo di 4 governi, pregiudicato per frode fiscale, finanziatore della mafia, 9 volte proscritto. La TV lo beatificano, reti unificate, domani i funerali di Stato con Mattarella e pure lutto nazionale. Questo scrive il Fatto Quotidiano, ma abbiamo anche il titolo di Avvenire, addio a Berlusconi, leader che ha innovato e diviso. L'impegno per il paese e la libertà, ma anche per se stesso, ha segnato un'era tra svolte e cadute, scrive Avvenire. E poi su Avvenire ci sono anche delle altre notizie che vanno certamente evidenziate, ad esempio la vicenda della piccola Cata che non si trova, persa nell'ex hotel della disperazione. Siamo in Toscana, siamo a Firenze. E poi lo scandalo del lavoro minorile, anche mortale, e anche in Italia un rapporto dell'Unicef, sono 74 le vittime in 5 anni, Mattarella a questi ragazzi negato il futuro, scrive Avvenire. Siamo sul Manifesto, altro giornale certamente non vicinissimo a Berlusconi. Ha sceso in campo, questo è il titolo scelto questa mattina da Avvenire, lutto nazionale per Silvio Berlusconi, già santificato, ha cantato sulle navi, costruito palazzi e imperi mediatici, stravolto la politica della destra e anche della sinistra, ha maneggiato miliardi, cenato elegante, quasi presieduto la Repubblica, scrive il quotidiano. Tutto polemico naturalmente, queste ultime battute. Esattamente, le ultime righe soprattutto in polemiche. Poi ancora abbiamo l'addio del Tempo, il quotidiano di Roma, addio Silvio, il presidente Berlusconi si è spento ieri alle 9:30, aveva 86 anni, questo il titolo. E poi ancora i funerali di Stato domani alle 15 al Duomo di Milano, quel gigante gentile che ha superato De Gasperi e Agnelli. E lo sport è stato il presidente più vincente del calcio moderno, per richiamare per l'appunto il suo impegno nello sport, ma nel calcio in particolare. Ricordiamo che su ultimo impegno con il Monza, che ha riportato non solo in Serie A, ma quest'anno ha fatto davvero un gran campionato. E poi siamo sul Messaggero, il sogno italiano, scrive l'altro quotidiano di Roma, cala il sipario sulla Seconda Repubblica, perché in qualche modo Berlusconi è individuato con un'epoca ben precisa, cioè la Seconda Repubblica, i processi Sciota, Calvario e persecuzione, l'eredità politica, Forza Italia sotto shock, tocca a Tajani e la fascina. E poi Prodi è stato un fiero rivale, mai un nemico, Casini, tra noi un forte legame e qualche lite. Ma anche qui, come vedi, l'altra notizia, Cata, racket e tentati suicidi, madre e padre della bimba ingoiano detersivi. Bisognerà capire, adesso sono state sospese le ricerche, si cerca in altra direzione, si indaga per sequestro a questo punto in questa bruttissima vicenda. Ma ci sono altri quotidiani come il Secolo XIX che sempre su Berlusconi aprono una storia italiana, questo è il titolo, con questa foto di Berlusconi sul Secolo XIX. E poi andiamo a leggere anche il Quotidiano del Sud, non ci sarà un altro Silvio, muore la Seconda Repubblica, questo è il titolo scelto questa mattina. E ancora abbiamo tempo, ma abbiamo tanto, guarda, senza Silvio, scrive la Gazzetta del Mezzogiorno, la scomparsa di Berlusconi, 86 anni, domani i funerali di Stato, il politico pop che ha cambiato il bel paese, scrive per l'appunto la Gazzetta del Mezzogiorno, quel sogno liberale incompiuto per il quotidiano della Puglia. Poi il Riformista, diretto da Matteo Renzi,
come te non c'è nessuno, questo è il titolo scelto, e poi vedete questo editoriale a firma di Matteo Renzi che ricorda il presidente Berlusconi. Possiamo leggere qualche passaggio: contenere la storia di Silvio Berlusconi nelle 3000 battute di un editoriale non è solo impossibile, è assurdo, quasi offensivo. Lasciatevelo dire da chi ha perso la sfida più importante della sua carriera proprio a causa di uno scontro con lui, il referendum dopo la rottura del patto del Nazareno. Vai a vedere un attimo le ultime parole, guarda cosa dice. Le ultime parole dove? Qui. In queste ore? Sì, in questo editoriale, ce l'hai sul lato destro ancora, vai a destra. Vado a destra? No, non riesci ad andarci. No, ma dove perché posso... già dice la terra ti si allieve. Ah, ecco sì, eccolo Ti qui. ricorderemo? Sì, ti ricorderemo come un uomo affamato di vita. Che la terra ti sia lieve. Questo è quello che scrive stamattina Matteo Renzi sul Riformista. E poi ci sono delle riflessioni, ad esempio, sempre di Matteo Renzi, ma stavolta sul Corriere, sul giornale, chiedo scusa. Io, il suo erede politico? Ecco, vicini ma inimmaginabili, leader del partito a metà con Calenda, diciamo così, no? Italia Vera. È stato un fuoriclasse, inimitabile, non può avere un delfino, su tasse e lavoro avevamo idee simili. Questo è il pensiero. Poi invece l'intervista a Pierluigi Bersani: io, gemello diverso di Silvio, provo un enorme dispiacere. L'ex leader del PD, noi nati nello stesso giorno, ma pensavo che lui fosse immortale, è stato un uomo di grande forza. Quindi un elogio, un bel ricordo. È sicuramente un bellissimo ricordo. E poi ancora sul giornale ci sono le frasi celebri di Berlusconi, barzellette e battute. Il cav usciva sempre dal copione del politicamente corretto, come dire, questo insomma un gesto, quello dell'ombrello, che Berlusconi è la conferma, la conferma di quanto abbiamo detto. E poi si parla di un Berlusconi televisionario, gli scantinati, gli spot, il drive-in, il Vianello. Così ha sfidato la Rai e cambiato tutte le regole, un modo diverso per vedere anche Silvio Berlusconi. E poi vedete sul Libero: nemici in toga, su 34 procedimenti giudiziari subiti un'unica condanna, fu accusato di tutto ma solo dopo essere sceso in politica. Questa è la riflessione che fa Filippo Facci su Libero. Bene, poi faremo altri approfondimenti, avremo degli ospiti di rilievo, lo faremo tutto questo più avanti. Intanto adesso guardiamo com'è il tempo e poi vedremo una immagine di Catania al femminile con un nuovo libro appena uscito. State con noi, buongiorno Sicilia. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Trebi Meteo, giornata di martedì di maltempo al nord, parzialmente coinvolto anche il centro con rovesci e temporali talora intensi, situazione più tranquilla al sud e sulle isole maggiori con sole prevalente. Entriamo più in dettaglio ed osserviamo cosa ci attenderà sulla Sicilia. Come si anticipava, resterà ai margini di un minimo di bassa pressione e dunque il tempo sarà per lo più ampiamente soleggiato, con clima caldo estivo, senza eccessi particolari, ma ci avviciniamo nelle diverse località ai 30 gradi. Nella giornata di mercoledì la situazione meteo cambia, ovvero un minimo di bassa pressione sarà responsabile di precipitazioni a carattere sparso un po' più concentrate nella seconda parte del giorno. Le temperature massime al più perderanno qualche grado. Per il momento è tutto, ma per saperne di più vi attendo sull'app di Trebi Meteo oppure consultando il nostro sito web. Eccoci qua, sono le 8:01, abbiamo un ospite, è Francesca Ferreri dell'Anguilla ed è l'autrice di questa nuova guida. Si chiama Catania al femminile, guida turistica, Morellini editore. È il suo primo libro questo? Assolutamente sì. Perché lei si occupa di altro invece. Io sono un architetto, insegno storia dell'arte al liceo. Dove insegna? A Catania al Cutelli. Al Cutelli, ecco. E questo primo libro, come le è venuto in mente? Catania al femminile, è una guida, poi c'è scritto, guida turistica. È stata ispirata da un'amica, è vero? Sì, sono stata ispirata da un'amica, ma l'idea è venuta in mente a Mauro perché lui ha una collana di città al femminile. La mia amica aveva scritto Palermo al femminile e quando mi chiese di presentare il suo libro a Catania mi presentò anche l'editore dicendogli adesso che esiste Palermo al femminile dobbiamo scrivere anche Catania e te lo scriverà lei. Quindi è uno stimolo venuto dalla casa editrice, dopo Palermo al femminile, Catania al femminile, con questa bella copertina
dove c'è naturalmente Sant'Agata, però ci sono anche i dolcetti che si ispirano a Sant'Agata, come note. Ecco, la vedete lì in tutta bella vista. Cominciamo dalle curiosità, le cose meno note di Catania che sarebbe bene che conoscessimo anche noi catanesi. Ma sicuramente un giro per la street art, no? L'arte che ormai riempie tutte le città del mondo e anche Catania mette in mostra, per cui ci sono le strade e stradine meno note come la parte terminale di via Obertan all'inizio della fiera, dove ci sono murales molto carini che possibilmente la gente catanese non conosce, perché magari non perde tempo. Quindi a i andare in giro murales per i ci vicoli. sono anche da noi? Ci sono anche da noi. Beh, ce ne sono di molto importanti all'ingresso del porto, sui silos, adesso un po' sbiaditi, ma danno il benvenuto a Catania proprio dall'alto di questi contenitori del porto. Altre curiosità o zone poco note? Zone poco note è la zona di San Cristoforo, dove c'è la galleria Broadbeck. Anche lì ci sono altri murales e ci sono altri spazi dove la notte va in scena la movida, e quindi zone da scoprire sicuramente sia di giorno per quel che riguarda l'arte, quindi gli spazi per le esibizioni, e la notte per I protagonisti di questa forma di arte che adesso è un po' diffusa in tutte le metropoli, in tutte le città, qui a Catania chi sono? Sono i giovani che fanno i murales, sono ragazzi? Sì, assolutamente giovani e giovanissimi, ma anche personaggi molto noti che insospettabilmente sono venuti a Catania a lasciare la loro firma sulle pareti dei palazzi o di muri abbandonati. Però. Assolutamente sì. Dipende dal contesto, secondo me alcune volte questi murales valorizzano anche alcune zone della città, no? Le rendono un po' più vive, più dinamiche. Sì, vuol dire che sì, c'è una partecipazione. Poi detto da lei che è il docente di storia dell'arte, vuol dire che e cosa c'è di solito in questi murali? Cioè ritratta la città, C'è di tutto, c'è una grande testa di Moro, per esempio nella zona vicino San Giovanni Licuti, che nobilita la facciata anonima laterale di un palazzo vicino Piazza Galatea, piuttosto che anche figure di santi, perché in via Oberdan c'è un volto di una Madonna, c'è un asino, di tutto quello che viene in mente a questi ragazzi. La fantasia è la fantasia è limitata. Sì. Poi c'è la chiesetta di San Michele. Allora l'ha letto. Questa è stata... Spiegamola. Ma lei la conosceva? Perché io non la conoscevo, io vedevo spesso questa porticina chiusa. No, non ne sapevo niente, fino a questo libro, devo dire onestamente, non ne sapevo niente. Fatta apposta, sì, allora, perché in via San Michele, che si chiama Piazza Manganelli. Piazza Manganelli, all'angolo di via Carcaci, inglobata all'interno di un palazzo, c'è questa minuscola chiesetta che io sconoscevo, la chiesa di San Michele Minore, che oggi raccoglie una biblioteca con anche tanti ritratti, tante stampe dedicate anche a Sciavarello, con anche una cripta con dei colatoi. Quindi assolutamente una piacevolissima scoperta. Sì, arte pura, perché una cripta, colatoi. Sì, una cripta che purtroppo è interdetta al pubblico, però c'è. ed è frequentabile, oltre che naturalmente per i devoti, chi eventualmente... Frequentabile perché è una biblioteca, quindi ha orari da biblioteca, si può andare lì a leggere libri d'arte. Poi c'è una parte che ha tagliato. Allora, non l'ho tagliata io, ma l'ha tagliata Mauro, perché Mauro chi? Ripetiamo. Morellini, l'editore milanese, no, Mauro che è contentissimo di tutto quello che avevo scritto, voleva mantenere il formato tascabile, e quindi una grossa parte purtroppo, con mia amara sorpresa, è stata tagliata, ma se lei gira sul fondo c'è un QR code che al momento permette, inquadrandolo, di accedere a una playlist, quello lì di 10 brani che io ho associato a Catania, quindi tramite Spotify per ora si possono sentire questi 10 brani da Norma, di Vincenzo Bellini a canzoni di Carmen Consoli, ma un domani permetterà l'accesso alla piattaforma digitale Extended Book di Mauro Morellini, dove io andrò a inserire tutto quello che è stato tagliato sotto forma di approfondimenti. E questo potrà diventare anche un Catania femminile 2. La vendetta.
o no? Sì, Medita un altro... Sì. Senta, poi parliamo del museo di Marella Ferrera. Il museo di Marella Ferrera, ecco, fa parte diciamo, del settore che è stato, ahimè, tagliato e che quindi sarà, spero a breve, sulla piattaforma digitale. Anche Ce perché lo descrivo un attimo, perché questo è noto ma non tantissimo. Esattamente, infatti io l'avevo scritto raccontandolo come il museo nel museo, perché lo spazio che occupa, non tutti lo sanno, era il luogo del museo privato del Principe di Biscari. E quindi l'azione colta dentro Palazzo Biscari, in via Museo Biscari, accanto a casa di Ruggero Moncada. Diciamo che una parte prospetta su Piazza Duco di Genova, ma il museo vero e proprio confina con casa di Ruggero Moncada, e quindi lì dove il principe collezionava monete antiche, busti e reperti archeologici che lui stesso tirava fuori dalle viscere della città antica, oggi ci sono tutta una serie di oggetti molto interessanti legati all'arte artigianale siciliana che Marella nel tempo ha collezionato e che è aperta al pubblico. Vediamo le cose che ci sono, i luoghi classici che dobbiamo riscoprire o non trascurare. Beh, sicuramente il monastero dei Benedettini, no? Molti amici che vengono a Catania stranamente non ne conoscono l'esistenza. Sì, fino all'altro giorno degli amici salentini che sono venuti in visita ho consigliato di partire da lì, perché effettivamente attraverso le varie stratificazioni si ha l'idea di quella che era l'importanza della città, no? A partire dalla Grecia, dall'antica Grecia, quando la città fu fondata, fino ai giorni nostri, per cui quello sicuramente è un luogo che va visitato prima di tutto, e poi il teatro greco-romano, che di solito è allagato dall'acqua e quindi molto affascinante per quello che mi riguarda, perché si riflette su questo specchio d'acqua. Stiamo nella stessa area della città, siamo vicinissimi, molto vicini tra diciamo, il monastero dei Benedettini. Sì, perché quella era, diciamo, la zona, diciamo, dell'acropoli greca, no? E poi anche parte della città romana, tant'è vero che quello che è stato ricostruito sopra il sito del teatro greco è quello che era il teatro romano. Poi le foto le ha fatte lei qua? Ci sono un sacco di fotografie bellissime. No, le foto le ha fatte Costanza Moncada Paterno Castello, una delle, diciamo, eredi proprietarie di Palazzo Biscari, che è una mia amica, perché Mauro chiede sempre a chi scrive le città, a chi racconta le città al femminile, di dare l'incarico a un'amica di fare le fotografie, ma qualcuna è anche mia, perché poi non bastavano. Poi ha un capitolo che incuriosisce molto, donne catanesi vulcaniche di ieri e di oggi. Vulcaniche è ovvio, riferimento all'Etna. Le donne catanesi le racconto perché è la caratteristica di questa collana di città al femminile, quindi c'è sempre un excursus dedicato a profili di donne illustri che hanno reso celebre la città di cui sono originarie. Quindi io inizio assolutamente con Sant'Agata, che per me è l'eroina, è il simbolo della femminilità per eccellenza, perché Catania al femminile non è un titolo messo lì a caso. L'idea è che ognuna di noi donne che ha raccontato una città italiana o estera al femminile l'abbia fatto proprio con l'occhio attento e curioso di una donna, privilegiando tutto ciò che è l'aspetto femminile della città e quindi anche i personaggi che ne hanno fatto la storia. Non manca naturalmente la zona dove mangiare. Sì. Adesso non facciamo riferimenti a questo e a quello per non fare pubblicità. Io sono un'appassionata. Ci ha messo pure le bandierine, gli dà i voti anche. Beh sì, ho iniziato, diciamo... Li ha girati tutti, ha mangiato dappertutto. Magari li avessi girati tutti. Il problema è che è tutto sempre in continua evoluzione, quindi ce ne sarebbero già altri da inserire e qualcun altro, ahimè... Uscirà nel prossimo, nel seguito. Nel seguito, non lo so. Sul codice QR. Col QR code. Benissimo, benissimo. Complimenti, Catania femminile, guida turistica, e poi in realtà è un libro ricchissimo di spunti e di interesse. Grazie davvero a Francesca Ferreri per essere stata con noi. Quando arriverà la seconda e 2, faremo un sarà altro il nostro incontro. ospite con grande piacere. Va Casa bene. editrice Morellini, guida turistica Catania femminile, Francesca Ferreri dell'Anguilla. Complimenti. Adesso noi facciamo una breve pausa e poi parleremo di tutt'altro, parleremo del codice degli appalti e del ponte sullo stretto. State con noi.
8:14, buongiorno Sicilia. Adesso abbiamo un personaggio di grande rilievo che accogliamo in collegamento con grande piacere, Giuseppe Busia, che è presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, quella che noi sintetizziamo tutte le volte che ne parliamo con ANAC. Ne abbiamo parlato recentemente a proposito del nuovo codice degli appalti e anche delle sue osservazioni critiche rispetto al progetto del ponte sullo stretto che ha appassionato il ministro delle infrastrutture Salvini. Buongiorno e benvenuto, dottor Busia. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, vogliamo andare subito, come si dice, a mettere i piedi nel piatto o nel ponte in questo caso? Da dove vuole cominciare? Mi dica lei. Il punto è, per chiarire, la nostra posizione naturalmente non è quella di chi dice il ponte si deve fare o non fare. Questa è una scelta che spetta al governo, al Parlamento, decidere se destinare i miliardi del ponte a questo o altre opere. Ma ci sono i miliardi, scusi, la interrompo, questi miliardi ci sono, perché l'impressione è che allo Stato no, allo Stato no, il governo ha detto di volerli inserire nella legge di bilancio, però allo Stato non ci sono. Non ci sono. Ma il tema che noi abbiamo posto è più tecnico e più puntuale. Esisteva un progetto di 10 anni fa, di oltre 10 anni fa. Il governo ha deciso di resuscitarlo con un decreto e questo ha favorito il contraente privato, perché fino a ieri era un progetto abbandonato perché vecchio, perché ritenuto non idoneo. C'era un contenzioso in cui lo Stato aveva già vinto in primo grado e quindi aveva un maggiore vantaggio, dicendo per legge, cioè per decreto, che questo è il progetto ideale. Da un lato ci siamo vincolati a un progetto che è parecchio vecchio, dall'altro abbiamo fatto sì che il privato guadagnasse in potere contrattuale. Quello che abbiamo detto noi è: attenzione, avete voluto fare questa scelta, almeno scriviamo nel decreto che gli eventuali rischi che ci possono essere, perché noi non abbiamo ancora un progetto esecutivo, cioè tutti i dettagli, abbiamo solo un progetto più generico, adesso non voglio andare nei tecnicismi, inseriamo quindi una serie di clausole perché se ci saranno varianti siano in capo al contraente generale che paghiamo profumatamente. Questo non è stato scelto, noi ne abbiamo preso atto, naturalmente facciamo sempre il tifo per la parte pubblica, questo è il nostro lavoro, cercare di usare bene i soldi pubblici, cercare di spenderli bene. Ecco, però Presidente, mi scusi, parliamo, come si dice, papale, per chi è ignorante, insomma, che non capisce che c'è di male se c'è una parte preponderante privata. Quante opere pubbliche sono finanziate? No, assolutamente. Mi scusi, la interrompo, va benissimo, noi siamo quelli, anzi proprio per il PNRR abbiamo favorito il partenariato pubblico-privato, ma tutti i contratti pubblici hanno bisogno di una parte pubblica e di una privata. E allora? Quindi il tema è chi si assume i rischi, quanto lo paghiamo. Se noi paghiamo tanto il contraente privato e se qualcosa non va continua a pagare il pubblico, non è corretto. Il privato deve assumersi una parte dei rischi, è pagato per questo, fa parte dell'essere impresa e il rischio di impresa va scaricato sul privato. I contratti funzionano così. Se invece il pubblico paga ma il privato non si assume neanche il rischio di portare a termine l'opera, questo non è un buon affare per le casse pubbliche, per cui i privati servono, sono la base per i contratti, sono la leva per realizzare il PNRR, sono la leva di tutti i contratti pubblici. I contratti sono il luogo di incontro fra pubblico e privato. Abbiamo bisogno di imprese forti, ma dobbiamo premiare le migliori e il modo migliore per farlo è trasparenza e concorrenza ed è quello che noi chiediamo. Sì, abbiamo una replica che io leggerò per il momento, che mi sembra l'unica forse fino a questo momento del ministro Salvini, ed è la seguente, la leggo testuale: gli italiani risparmieranno qualche miliardo di euro di multe che i privati avrebbero preteso dallo Stato per l'abbandono del progetto degli anni scorsi, quello che lei diceva che è stato riesumato. Questa è la realtà, dice il ministro Salvini, gliel'ho letto testuale. Se posso solo precisare, c'era una causa in corso, la richiesta massima della parte privata non era miliardi ma erano 700 milioni e lo Stato italiano aveva già vinto in primo grado, quindi non gli erano riconosciuti questi.
Oggi quel progetto resuscitato dal decreto vale sicuramente di più e quindi il contenzioso ha un rischio maggiore. Michele, posso perché sempre il Ministero ha sottolineato che il governo ha ripristinato un contratto che era frutto di una gara e gli oneri nei confronti del contraente generale sono previsti da vincoli derivanti dalla normativa euro unitaria sui contratti pubblici. Insomma, in qualche modo... secondo le regole. Esattamente, è stato fatto tutto secondo le regole. In realtà, guardi, la gara a cui fa riferimento è una gara del 2001, una gara estremamente vecchia. Dopo questa gara il progetto, che inizialmente era partito per 4 miliardi, è diventato di 8 e adesso siamo a 13 miliardi e 5 come previsti come spesa. Evidentemente è un contratto che non garantisce che la spesa rimanga ferma, perché l'abbiamo visto raddoppiare e adesso da ultimo lo stesso governo attuale prevede un aumento del 50%, che fra l'altro è il limite massimo quando ci si tiene un progetto vecchio, per cui il nostro intento non è assolutamente quello di contrapporsi né all'opera, ripeto, non è nostro compito farlo, né al governo, perché noi siamo di aiuto e vogliamo collaborare col governo. Il nostro intervento è per favorire l'utilizzo corretto dei fondi. Se spendiamo troppo, se buttiamo i soldi, rinunciamo ad altre opere che possono invece servire. Ecco, questo è il nostro intento, perfetto. Questo è il nostro interesse. Presidente, la concorrenza, la trasparenza servono a garantire anche che le imprese migliori competano fra loro e quindi vengano premiate quelle davvero migliori. Ci faccia capire, quindi voi che cosa suggerite? Cioè, che cosa bisognerebbe fare? Il ponte andrebbe fatto, rimane la cosa, non è che state mettendo in discussione l'opera. Cosa c'è da non fare? È una scelta, se io dicessi va fatto o non va fatto, in ogni caso supererei quelli che sono i miei limiti. Perfetto, questo l'abbiamo capito. Invece cosa suggerisce? Noi abbiamo suggerito, ma di inserirlo nel decreto, e questo non è stato accolto, clausole che prevedessero che se sorgono problemi, esiste un progetto, quel progetto lo stiamo di fatto pagando molto perché nel costo che si sta pagando come casse pubbliche, se qualcosa in quel progetto non funziona non deve pagare il pubblico ma deve pagare chi il progetto l'ha fatto, cioè il contraente privato. Se nella costruzione ci sono dei problemi, come spesso, quasi sempre si realizzano nel realizzare le opere, questi problemi vanno risolti dal privato, il privato non deve tornare a batter cassa. Questi erano e sono i nostri suggerimenti. Più lo si fa, più si tutela la parte pubblica, più si tutelano i denari dei cittadini, quelli che pagano le imposte e che quindi naturalmente pretendono che vengano usati correttamente. Se si risparmia, questi soldi possono essere usati per altri servizi pubblici, opere pubbliche, di cui anche la Sicilia ha particolarmente bisogno. Quindi ho sintetizzato mentre lei parlava con un messaggio telegrafico, vediamo se ho sbagliato, Presidente. Ho detto, quindi voi suggerite l'introduzione di clausole che obblighino i privati a risarcire eventuali criticità o stop addirittura dell'impresa. È così? Ho capito bene? Esattamente. Quindi questo si potrebbe, glielo gireremo al Ministro Salvini questo messaggio, al quale però dovremmo girare anche le sue osservazioni critiche sul nuovo codice degli appalti. Anche lì lei non è tanto soddisfatto. Cosa c'è che non va? No, guardi, il codice è un ottimo codice. Noi stessi abbiamo collaborato con la Commissione del Consiglio di Stato che lo stava scrivendo, soprattutto sulle parti più innovative del codice, che sono la digitalizzazione delle gare. Quella è una parte in cui ANAC ha un ruolo da protagonista, e la digitalizzazione significa far gare digitali e native digitali dall'inizio della programmazione fino all'ultima fattura, e questo significa maggiore velocità, maggiore rapidità nelle gare, maggiore concorrenza e quindi premiare le imprese migliori e avere servizi migliori, e massima controllabilità e massima trasparenza. Questa è la buona semplificazione: fare in fretta, fare in trasparenza, premiare le imprese migliori. Quello che ci è piaciuto meno sono alcune soglie, ad esempio per l'affidamento dei servizi o per comprare beni o per dare alcune consulenze, si può spendere fino a 140.000 euro senza neanche chiedere un preventivo.
Allora, quello che noi diciamo è questo: se c'è fretta, se c'è un'urgenza, sicuramente sì, bisogna comprare e si fa in fretta, ma nella normalità. Perché per spendere più di 100.000 euro e pagare un ingegnere, un avvocato, non si devono confrontare due preventivi? Perché per comprare un bene di 140.000 euro non si devono confrontare i due preventivi? Io faccio i preventivi anche per molto meno, per meno di 1.000 euro, chiedo e verifico due negozi. Nel tempo di internet ci vuole poco per vedere quanto costano e quanto possono costare, perché i soldi pubblici non meritano la stessa attenzione. Noi diciamo su questo cercare, laddove non ci sia un'urgenza, di chiedere due preventivi, di verificare le offerte, perché questo fa sì non solo che si evitino fenomeni e rischi di anche corruzione, ma anche più semplicemente perché se io devo affidare un incarico e parliamo di decine di migliaia di euro, è chiaro che lo affido all'impresa che conosco di più, anche se non c'è uno scambio corruttivo, anche se non c'è uno scambio di favori, perché è l'unica che conosco. Ma se magari chiedessi un po' in giro, scoprirei che c'è un'impresa migliore, certo, più dinamica, che mi fa un'offerta migliore e spendo meglio i soldi pubblici. E dico un'altra cosa: se il privato sa che posso spendere fino a 140.000 e c'è un lavoro che costa intorno a 100.000, è più probabile che mi offra 120 e che mi faccia un'offerta per 120 o 80, se sa che io non chiedo ad altri. Questo attraverso gare come si farebbe tecnicamente? Non necessariamente una gara, ma un confronto tra più offerte, oppure fino a 5 milioni di euro i lavori non si pubblica neanche un avviso, si chiamano o 5 o 10 imprese e solo quelle 10 sanno che io amministrazione ho bisogno. Ma perché non pubblicare un avviso? Quando c'è la possibilità di garantire trasparenza, di garantire concorrenza, il vantaggio è per il mondo privato, le imprese e per il pubblico. Bisogna farlo. Quindi sulle spese da fare, confrontare il più possibile i preventivi e verificare le diverse offerte. Questo è quello che fa un buon padre di famiglia con spese anche molto inferiori, lo deve fare anche lo Stato. Però lei converrà con il ministro Salvini, che ha detto che questo nuovo codice servirà più che altro, questa è la sua finalità, a sbloccare tanti cantieri e non ci sono rischi, dice. Chi si lamenta che sia un favore a corrotti o corruttori, dice Salvini, si sbaglia. Lei converrà su questo, immagino. Guardi, ripeto, il giudizio sul codice complessivamente è buono. Molte delle proposte per fare in fretta le abbiamo fatte noi e quindi sono state recepite. L'innalzamento delle soglie non va in questa direzione. L'altro elemento, lo dico, è quello che serve davvero e su cui stiamo investendo troppo poco, è la qualità delle stazioni appaltanti. Bisogna da un lato organizzarle meglio, dall'altro assumere tanti giovani che sappiano fare le gare, perché se noi investiamo su giovani capaci, il loro stipendio è più che ripagato dal fatto che sanno svolgere le gare, sanno gestire i contratti e quindi ottengono una spesa più efficiente per la pubblica amministrazione. Se noi non lo facciamo, purtroppo, indipendentemente dalle regole, indipendentemente da quello che c'è scritto nel codice, noi non solo rischiamo di non rispettare i tempi del PNRR, ma anche di buttare tanti soldi, lasciando alle nuove generazioni debiti che difficilmente verranno ripagati. Chiarissimo, grazie Presidente. Gireremo queste sue osservazioni, ci permetteremo di farlo naturalmente al Ministro Salvini quando avremo l'opportunità di averlo magari nel nostro studio o in un'intervista. Intanto abbiamo preso nota delle sue osservazioni sia per quanto riguarda le clausole relative al ponte sia per quanto riguarda il codice degli appalti. Ringraziamo molto il Presidente Giuseppe Busia, Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che è stato con noi in quest'ora del mattino in diretta, in collegamento. Adesso facciamo una breve pausa e poi tra poco parleremo con una serie di firme autorevoli, torneremo a parlare di Berlusconi. State con noi, buongiorno Sicilia. 8:31, buongiorno Sicilia. Dopo Berlusconi che sarà?
Ne parleremo con il direttore del quotidiano La Sicilia, Antonello Piraneo. Ciao direttore, bentornato. Ne parliamo con Stefano Folli, editorialista della Repubblica, in collegamento con noi. Buongiorno direttore, è stato direttore anche del Corriere della Sera, benvenuto. E in basso, per modo di dire, c'è Carlo Freccero, che è stato consigliere di amministrazione della RAI, direttore di Rai 2, al quale io sono legato in modo particolare perché è con lui, è grazie a lui che ho cominciato la vita in diretta, prima su Rai 2, poi avendo talmente successo, insomma, è stata trasferita su Rai 1. Comincerei proprio da Carlo Freccero. La vicenda di Berlusconi imprenditoriale, creativa, di innovazione della televisione è cominciata con te. Eravate voi due insieme lì nel garage a Milano 2, vero? Dimmi una cosa che non si dovrebbe fare, ma è talmente forte l'emozione di abbracciarti. Grazie. Lo farei anch'io. Abbiamo fatto un pezzo di vita assieme. Allora, molto semplice, io ho iniziato nel 79 a lavorare con lui, lavorando per caso, perché dovevo in qualche modo a esaminare un catalogo Titanus di 360 film che lui acquistò ogni film per 50 milioni. Pensate un attimo che allora era una cifra iperbolica, ma invece su questo lui costruì una parte del suo successo. Bene, e chiaramente ho vissuto dall'interno tutta la storia di questa innovazione mediatica che è la TV commerciale. E la cosa importante per far capire al pubblico quanto Berlusconi sia in qualche modo abbia capito gli anni '80, occorre pensare ai ragazzi di oggi quando parlano di internet, cioè come veramente una cosa nuovissima, importantissima, eccetera. La TV commerciale degli anni '80 era la stessa cosa, era in qualche modo una innovazione totale che comportava veramente un mondo nuovo e dove Berlusconi ha saputo interpretare molto bene l'Italia del consumismo. Questa è la prima cosa, l'Italia dei consumi. È una cosa fondamentale questa cosa. E anche perché oggi che viviamo invece l'Italia dell'austerity, l'Italia dell'emergenza, l'Italia della pandemia e della guerra, capite perché oggi Berlusconi viene così mitizzato? Per questo motivo, perché ancora una volta Berlusconi esce vincente da questo confronto, perché dopo di lui è iniziata un'epoca che era l'opposto dell'euforia degli anni '80, l'opposto dell'euforia in qualche modo degli anni '90. Questo è il primo punto da rimarcare. Poi la televisione è stata un'avventura totale e che ha comportato in qualche modo un cambiamento totale della televisione, ma vi ricordo che già Tortora, Mike avevano già annunciato questo cambiamento. La RAI degli fine anni 70 annuncia in qualche modo un arrivo di un cambiamento, c'erano le TV private, c'erano in qualche modo le radio private, per cui se non si fa un discorso storico non si riesce a capire esattamente il fenomeno Berlusconi e la sua, come posso dire, forza dirompente, è una frattura proprio storica, è un cambiamento epocale e questa è la cosa che occorre tenere presente. Poi dopo si può fare tutte le analisi del mondo. Va bene, ci torniamo dopo, grazie direttore. E di questo vorrei parlare con Stefano Folli. Direttore, ti chiamo in causa. Il tuo quotidiano oggi, Repubblica, lo intitola a tutta pagina Berlusconi il primo populista, però c'è da dire o da osservare, sarai d'accordo, che la sinistra, diciamo così, prima lo ha sottovalutato e poi lo ha combattuto giudiziariamente e sono stati entrambi due gravi errori, non sei d'accordo? Dunque, ci sono due Berlusconi. Il primo è quello che è stato descritto benissimo adesso da Carlo Freccero, il grande innovatore, il costruttore di un impero televisivo che ha contribuito a cambiare profondamente l'Italia, il protagonista di una incredibile avventura. Poi c'è il Berlusconi politico che voleva, diciamo, fare lo stesso sul piano della politica, in parte è riuscito perché ha creato il bipolarismo, ha cambiato il costume politico, non c'è il minimo dubbio, quindi da questo punto di vista è riuscito. Dove è meno riuscito è che, diciamo, la sua operazione politica era volta a innescare
una sorta di rivoluzione liberale in Italia, che andava un po' di pari passo con la rivoluzione tecnologica televisiva. Ecco, su questo punto è riuscito meno, naturalmente. Non mi pare che questa rivoluzione liberale abbia dato grandi risultati. È vero quello che dici, e cioè che la sinistra, che lo ha molto combattuto, fondamentalmente non è mai riuscita a prevalere. Questo è vero, ha usato anche l'arma giudiziaria, il che non vuol dire che non ci siano delle ombre nell'azione Berlusconi, ci sono state, ma indubbiamente l'arma giudiziaria è stata usata contro di lui anche, diciamo, con volontà politica da una parte della magistratura. Il risultato è stato che la sinistra si è trovata, quando poi la lunghissima parabola di Berlusconi si è un po' conclusa, non dico adesso ma una decina di anni fa, si è trovata nell'incapacità di offrire un'alternativa. È vero che per 2 volte Prodi ha prevalso nelle elezioni, ma ha prevalso in modo effimero e, diciamo, non è stato in grado poi di dar vita a una vera e propria alternativa al berlusconismo, mentre Berlusconi ha retto la scena più di qualsiasi altro personaggio politico della storia recente. D'accordo. Questo è un punto su cui la sinistra dovrebbe molto riflettere. Allora, adesso andiamo avanti con il direttore della Sicilia, Piraneo. Ha vinto lui, come dice Belpietro stamattina. Tu l'hai definito stamattina l'arci italiano. L'arci italiano. Io credo che dietro il berlusconismo, la cifra del berlusconismo sia tutta nel sapersi sintonizzare sul paese, o meglio di avere ancora di più, di aver inciso sul cambiamento del costume. Bisogna chiedersi quanto un palinsesto ben calibrato sugli umori del paese abbia inciso anche nelle scelte politiche che il paese stesso poi andava a fare. L'arci italiano perché anche probabilmente anche ancora più di Agnelli, un altro monarca senza corona, ha perfettamente seguito l'umore dell'italiano medio e ha interpretato, ha incarnato la maschera dell'italiano medio, spaccone, sbruffone, in grado di far le corna ai grandi del G20 quando si mettevano in posa, il gesto dell'ombrello, lo sberleffo alla Merkel per le fattezze fisiche non proprio da mannequin. Ecco, in tutto questo c'è molto dell'italiano medio e l'italiano medio si è riconosciuto. In fondo l'ho scritto oggi, anche nel Bunga Bunga, l'italiano medio non ha visto in lui il satiro. L'italiano medio, colui che non ha l'anticorpo dell'affetto stabile, della serenità familiare, ha provato per quelle cene eleganti con e senza virgolette, anche, perché non dirlo, un po' di invidia. E quindi la cifra del personaggio Berlusconi è proprio qui. Ecco perché si parla giustamente di un prima e di un dopo Berlusconi, nella TV, nella politica, nello sport, nel calcio. È sicuramente uno spartiacque, ha costituito ancora più di Agnelli un modello di italiano medio, al di là del ceto sociale di chi si rivedeva in lui. Ecco, l'essere straricco ha provato non invidia, ma il sogno di, chissà, eppure io vorrei le straville, eccetera, eccetera. Devo liberare Stefano Folli, che ringrazio ancora, direttore, quindi gli do ancora la parola per chiedergli la domanda più ovvia che tutti ci aspettiamo: chi è l'erede? Insomma, la Meloni, il governo di centrodestra che abbiamo adesso, Tajani o Renzi? Guarda, in questi termini è difficile rispondere oggi, bisogna aspettare un congruo periodo di tempo naturalmente. E quello che è vero è che già con le elezioni del settembre scorso si è assistito a un mutamento dei rapporti nel centrodestra. Il centrodestra è forte, e questa è un'eredità di Berlusconi, un centrodestra forte, solido nel paese, qualunque sia poi il giudizio politico che uno può dare. All'interno del centrodestra l'equilibrio si è spostato a favore di Giorgia Meloni, che ha ottenuto un risultato eccezionale, paragonabile ai momenti storici, diciamo, delle vittorie di Berlusconi. Quindi oggi come oggi c'è una vera e propria eredità, c'è una situazione politica in cui Giorgia Meloni rappresenta il centrodestra. Io credo che, diciamo, Forza Italia tenderà ad appoggiarsi a Giorgia Meloni in una forma o nell'altra. Poi c'è l'elemento Salvini. Salvini va considerato, evidentemente è un partito del nord, ha avuto antichi rapporti anche conflittuali
con Berlusconi, e quindi è un fattore che va considerato. Però direi che oggi, se vogliamo dare un abbozzo di risposta alla tua domanda, oggi è Giorgia Meloni l'elemento il perno su cui il centrodestra italiano si regge. Perfetto, ringrazio tanto Stefano Folli, editorialista di Grazie Repubblica, è stato con noi, gli abbiamo rubato questi 10 minuti, lui deve andare da un'altra parte subito, quindi lo lasciamo libero. Torniamo con Carlo Freccero, direttore, che chiedeva la parola e gliela do con molto volentieri, chiedendo di questo, quindi in sostanza Berlusconi è vero o no che ha cambiato la cultura popolare, ha cambiato... Allora, innanzitutto vorrei ancora completare il discorso del direttore Folli e del direttore della Sicilia. Sì, Piraneo. Allora, posso dire, Berlusconi ha trasferito l'audience, che rappresenta la spina dorsale del suo business, alla politica. Questa è la cosa più importante. Oggi la politica funziona più per sondaggio che per elezioni vere e proprie. E a cosa è successo? È successo che ha un criterio qualitativo, le famose in qualche modo cosa è migliore, giusto, eccetera, le visioni del mondo, eccetera. Si è sostituito in qualche modo un criterio quantitativo, cioè la maggioranza pensa questo, quindi questo è giusto. Questa è una rivoluzione talmente forte che persino anche i quotidiani importanti, eccetera, quelli che hanno oggi in qualche modo nella prima pagina un omaggio al pensiero quantitativo. Questo per capire questa cosa come ha cambiato. E poi, chiaro, la TV commerciale funziona diversamente dalla RAI, funziona diversamente dagli altri media, e quindi di conseguenza cosa fa? Deve abbassare naturalmente il livello, perché deve allargare la sua audience, deve allargare il più possibile il suo messaggio e farlo arrivare a tutti quanti, e quindi ecco che cambia radicalmente il modo di fare televisione. Vedi come è collegato però politica e televisione, tant'è vero che con Berlusconi si afferma che cosa? Il sistema maggioritario, che in qualche modo va contro il criterio invece in qualche modo proporzionale. Quindi capite come è tutto, cioè Berlusconi crea una frattura nella nostra Italia, è una frattura però che in qualche modo è dovuto alla nascita in qualche modo di un nuovo medium che è la televisione, come oggi invece internet ha creato un nuovo modo di pensare e di vedere. Quindi io, siccome sono uno che segue McLuhan, il messaggio, il medium è il messaggio, e quindi cambia tutto quanto il panorama. Se non si fa storicamente un punto, in qualche modo un'analisi, non si capisce perché oggi la gente ha così nostalgia di Berlusconi, perché è l'ultimo momento felice del capitalismo, cioè in cui il consumo era in qualche modo una droga. Oggi siamo in un'altra visione, siamo in un momento in cui naturalmente diciamo così, l'emergenza è diventato in qualche modo il modo strutturale di governo. Lo capite che come differente degli anni '80, ecco perché la nostalgia di quel mondo lì, ecco la nostalgia del mondo 90. Perfetto, È grazie. chiaro? C'è chiarissimo. Non a caso tu hai intitolato La fine di un'epoca. La fine di un'epoca, assolutamente. Bisogna capire anche, analizzare se la nostalgia per l'Italia da bere, di questo stiamo parlando, cioè se l'Italia dell'austerity è figlia anche dell'eccesso dell'Italia da bere. C'erano dei segnali sul debito pubblico già nell'epoca del craxismo e di quell'epoca, e bisogna vedere se l'austerity e la politica di rigore impostaci dall'Europa e dalla ragionevolezza di chi governa oggi è figlia di quegli eccessi. Bisogna anche domandarselo, non adesso, perché adesso siamo nei pressi della santificazione del personaggio Berlusconi, anche giustamente perché, ripeto, se noi oggi siamo qui, in fondo è anche per Berlusconi, per l'intuizione mediatica del personaggio, dell'imprenditore, assolutamente sì. Bisognerà poi magari a freddo capire, al di là di chi raccoglierà l'eredità, non credo che un singolo possa mai raccogliere questa eredità immensa dal punto di vista mediatico, politico, quindi ci sarà
un po' di un rassemblement attorno a ciò che lui lascia. Bisogna vedere appunto a freddo analizzarsi se l'Italia di oggi è figlia degli eccessi dell'Italia di ieri. Però possiamo dire che Berlusconi ha incarnato la Seconda Repubblica, è stato la Seconda Repubblica. Nasce con Berlusconi. E finisce con Berlusconi? Finisce con Berlusconi, ecco, a freddo dovremmo chiederci anche se effettivamente è nata la Seconda Repubblica. Però sicuramente l'ha cambiata, assolutamente. Facciamo l'ultima domanda a Freccero, poi lo lasciamo libero. Direttore, cosa cambierà adesso? Alla luce di tutte le cose che tu ci hai spiegato sul perché, diciamo, c'è questo rapporto di affetto, insomma, e di nostalgia diffusa nei confronti di Berlusconi. Cosa cambierà adesso? Sentiamo dire tante cose su Mediaset verso la vendita, sul patrimonio personale, 6 miliardi, su Forza Italia, Tajani sì oppure no, sulla politica. Tu che cosa prevedi? Allora, innanzitutto Berlusconi rappresenta l'epopea dell'analogico. Oggi siamo in un'altra situazione molto importante dove veramente in qualche modo il dopo Berlusconi è stato Grillo in qualche modo. Grillo? In qualche modo, sì, dopo Berlusconi è stato Grillo. E dopo Grillo adesso c'è il vuoto totale perché c'è tutto un mondo del dissenso che non è rappresentato. Vi ricordo che il 50% non va più a votare, quindi questo qua è un dato molto importante. Certo. E chi c'è, cosa viene dopo? Dopo nessuno lo può immaginare. Credo però che Pier Silvio continua in qualche modo a impersonificare una televisione in qualche modo della TV generalista tradizionale che passa attraverso oggi reality eccetera e la sa interpretare molto bene e pensa in qualche modo di costruire tutto questo mondo attraverso un network europeo. Questa qua è una scommessa molto forte, è una posizione difensiva in qualche modo, però per dire è vero che c'è tutto quanto un mondo che ormai in qualche modo si è collegato, connesso, interconnesso con internet, con i social eccetera, ma c'è un mondo che è legato alla TV generalista e questo mondo è anche un mondo in qualche modo che si può estendere a livello europeo. Questo qua è il punto. È chiaro che tutto questo, diciamo così, l'eredità berlusconiana, cioè queste televisioni che rappresentano ancora questo mondo e questo target di un pubblico in qualche modo più anziano, più affezionato, che è in qualche modo che non è stato contaminato ancora dall'internet, però attenzione, internet ci lavora molto su questo mondo analogico ancora, perché lo riprende, lo commenta continuamente eccetera, se riesce ancora in qualche modo a conservarlo. Io devo dire che a livello politico, come voi sapete benissimo, Berlusconi era già in qualche modo con Monti, era già finito, perché come ha detto il direttore, oggi ha detto appunto l'austerity ha preso il posto naturalmente dell'età dei consumi e non solo, ma tutto il mondo è cambiato, cioè è cambiato in qualche modo, cioè il globalismo ha ucciso Berlusconi. Questo qua è la cosa più importante. Il globalismo in qualche modo è questa cosa che è il mondo globale che ha ucciso, ecco perché Knul giustamente chiama l'arcio italiano. È l'ultimo momento in cui l'italiano medio in qualche modo sopravvive tutta questa cultura nuova che si sta affrontando. Allora, riuscirà il modello Pier Silvio di costruire un network di TV commerciali legate alla TV generalista a sopravvivere di fronte all'affermazione dei network globalisti, alle corporation americane eccetera? Questo è il tema fondamentale. Io non lo so, adesso qua bisognerebbe aprire un dibattito che non è al mattino, che è un po' difficile, come tu sai, comunque, perché poi occorre essere anche leggeri in televisione, anche adesso. Ce l'hai insegnato tu, È vero, quindi chiaramente il mondo poi, però è vero che nella leggerezza bisogna seminare sempre. Elementi di riflessione. Grazie per la tutti quelli. Passa attraverso. Grazie per tutti quelli che ci hai seminato nel corso dei tuoi interventi tutti interessanti. Sono stato molto contento di essere con te perché è come un ritorno al passato, una macchina del tempo, macchina del tempo, poi tu hai fatto anche varietà molto importante con Sabina Guzzanti, te lo ricordo. Come no? La posta del cuore me l'hai fatto fare tu. Ma capisci cos'era la televisione una volta? Bravo. Era una macchina infernale. Era un po' che mescolava tutto eccetera. Adesso invece c'è
penso un attimo come è diventata la TV, non c'è mai possibilità di differenza, di rotture, c'è tutto omogeneo, tutto bilanciato. Okay. Comunque vi ringrazio, e la Grazie. riprò che sono qui da voi è perché su altre TV non ci sono. Ciao a tutti. Grazie Carlo, grazie direttore, è stato straordinario naturalmente anche dal punto di vista privato e personale La ritrovare. leggerezza non è mai superficialità, quindi Poi la Francesco leggerezza è... dice una serie di cose sempre interessantissime. Direttore, a te la conclusione per il dopo Berlusconi, perché ti cito due tuoi colleghi, però poi vorrei sentire i titoli, naturalmente. Morto Silvio, non se ne farà un altro, dice Feltri, però Sallusti dice il governo Meloni in realtà è la sua eredità. Tu che ne pensi? Allora, morto un Silvio non se ne fa un altro, ce l'ha detto anche Gianfranco Miccichè, il più fedele, Sì, anche Miccichè, giusto, giustissimo. Proprio sul giornale di oggi. Raccontandoci anche Ce l'hai sulla qualche Sicilia, aneddoto personale dell'esordio in Publitalia. Il governo Meloni è un pezzo importante dell'eredità del berlusconismo, c'è un leader forte, Giorgia Meloni, c'è un consenso diffuso e quindi ricorda un po' il primo Berlusconi, non nei modi, nelle fattezze, ma nella cifra politica, assolutamente sì. Cosa resta, cosa resterà? Per noi, per la Sicilia, credo possa restare anche il sogno principe di Berlusconi, che è il ponte. Nella visione napoleonica della vita lui ha scommesso forte sul ponte sullo Stretto. Ancora ieri sulle agenzie c'erano delle persone: intitoleremo a lui il ponte sullo Stretto. Questo per dire quale può essere l'eredità fattuale per l'Italia e per la Sicilia. Adesso il ponte sullo Stretto non so se si farà mai, mette molte fiche il ministro Salvini, ma diciamo che la primogenitura di questo sogno napoleonico, infrastrutturale, della grande opera, la madre di tutte le grandi opere, è firmato Silvio Berlusconi. Bisognerà vedere adesso se in un mondo appunto che è cambiato non una ma 2 o 3 volte l'Europa ci consentirà di avere i fondi necessari per mettere mano al ponte. Grazie direttore. Antonello Grazie Piani, a voi. direttore del quotidiano La Sicilia. Ringrazio ancora Stefano Folli e Carlo Freccero per essere stati con noi. Adesso vogliamo ricordare anche noi, direttore, insieme con te, un personaggio a cui eravamo molto legati e che se n'è andato anche lui ieri. È un protagonista del cinema e anche del cabaret, con i Giancattivi, eccetera. Francesco Nuti, purtroppo un talento straordinario, ma sfortunato, perché ha passato gli ultimi anni della sua vita in un inferno sulla sedia a rotelle, e ci ha lasciato ieri. Ecco il nostro ricordo. Francesco Nuti, ciao. Eccolo qua, Francesco Nuti. Ciao Francesco. Allora, 13 giugno del 1970, quindi come oggi, quanti anni sono? 73, 52, 53 anni fa usciva questo capolavoro che si chiama The Long and Winding Road. Scala le classifiche fino in cima, è l'ultima volta dei Beatles. Loro infatti si sono divisi ufficialmente il 10 aprile del 70, quindi godiamoci insieme quest'ultima hit della famosissima band inglese. Grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è come al solito per domani. Buongiorno Sicilia. A domani. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy night, like the rain washed away.
Lord.